Siamo in diretta su YouTube, se potete controllare. Adesso devo passare un attimo. Ho anche lezione tecnica. Vediamo. Se vuoi un attimo presentare, salutare. Sì, su YouTube siamo in diretta. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto i presenti per essere qui questa sera e ovviamente la nostra meravigliosa libreria Mondadori. Noi ci troviamo a Via Luca Giordano, nel cuore del povero a Napoli. Questo pomeriggio sono veramente molto contenta perché vado a presentare un libro molto molto particolare, una sorta di gioiellino, oserei definirlo, di una autrice altrettanto molto molto particolare e straordinaria. Parlo del libro di Sabatina Napolitano, il primo ma non il primo, poi vediamo anche perché, e il titolo è appunto Origami. Allora, prima di entrare nel video voglio dare qualche informazione tecnica. Mi dice la regia che siamo ovviamente collegati su tutti i vari social, quindi per chi ci sta seguendo dalle pagine della nostra autrice, se condividete, mi raccomando, in modo tale che il video possa diventare virale. Sabatina è una autrice, abbiamo detto che è un primo libro d'esordio. Un primo libro, ma non un primo libro, Sabatina. Buonasera, grazie a tutti. Io sto un attimo valutando, perché stasera faccio anche la tecnica, sto un attimo valutando la diretta su Facebook, ma ci sono dei problemi con la pagina, perché mi dice che la fotocamera non è supportata dal tuo browser attuale. È un problema mio. Quindi penso che la devo fare sul mio profilo. Proviamo a farla sul mio profilo, così. Perdonatemi questa interruzione, però è il bello della diretta, quindi sempre. Vediamo anche l'autore in una fase più organizzativa. Tra l'altro oggi viviamo una realtà sia reale, insomma, materica, che una realtà virtuale, quindi sono ovviamente inconvenienti normali nella vita di tutti i giorni, figuriamoci nelle presentazioni dei libri. Io sto provando a vedere sulla pagina tua, Sabatina, se sei online. Della virtualità. Sì, siamo diventati ormai. Comunque, mentre la nostra Sabatina che si è improvvisata, diciamo, come tecnico, perché è vero che non so perché mi faccia una cosa del genere, dice crea un evento in diretta, di solito le dirette Facebook le faccio in modo... Io non ho proprio idea. Vuoi vedere tu? Ok, c'è un tecnico nel frattempo. Allora, sì, tanto ci potete seguire su YouTube, quindi penso non ci siano problemi per questa prima fase. Io ringrazio tutti voi che siete qui e innanzitutto quindi sì, grazie di essere venuti a questo evento, di partecipare a questo evento. Io mi chiamo Sabatina Napolitano. Ho iniziato dalla poesia diversi anni fa, tanti anni fa, 10 anni fa, e poi mi sono convinta di pubblicare un libro per la narrativa. Il libro in questione si chiama appunto Origami, e questo con la copertina gialla e rossa, e quindi vabbè, non va. È una diretta classica questa che abbiamo iniziato a fare. Quindi? Non va. Non va. Pure io da casa lo faccio. Questo è perché dovremmo parlare con chi ha creato il metaverso. Infatti. Ma noi non ci arrendiamo, Sabatina non si No, arrende. perché abbiamo un po' di tempo per fare le cose. Ci abbiamo un po' di tempo. Dai che la fortuna aiuta gli audaci. Vai, prego. Seleziona origine dei contenuti. Ma è strano, molto strano, ho sempre fatto delle dirette.
che browser state utilizzando? Altrimenti devo utilizzare StreamYard e StreamYard su Facebook. Perché non apri con che browser è Safari? Allora, se per voi non è un problema, noi ci arrendiamo, la trasmettiamo anche su Sabatina Napolitana, Allora, nel frattempo un'autrice potremmo- tenace, ma questo è non mi manca la è tenacia. come lei. La tenacia non mi manca. Se provi a utilizzare un altro browser, non so se su questo computer c'è. Però non so se StreamYard mi fa fare 2 dirette. Siamo, Credo come proprio di vedete, no, non lo fa. no. No, non lo so. E io per i giornali che dirigo me lo faccio Io sono pure- veramente non No, io- sono abbastanza spedita, però le dirette le facevo col cellulare in verità, perché dal computer è più complicato. Guarda, le dirette lo studio. Ah, Il fatto di anch'io, però Guarda, provo l'ultima cosa, poi ci concentriamo sulla sentiamo, tanto presentazione. abbiamo un po' di tempo. In ogni caso siamo online in diretta su Sì, YouTube. Ah, vabbè, nel frattempo quindi potrei... c'è traccia di tutto questo tentativo. Sì, sì, la tenacia non mi manca. È un aspetto importante, caratteristica fondamentale soprattutto per un autore, perché scrivere un libro non è una cosa semplice. Vabbè, io noi stiamo rinuncio. condividendo YouTube, quindi Vabbè, allora rinuncerei. Allora- YouTube penso che si veda bene. si vede Sì, Ok, allora no. tranquillamente chiudiamo questo computer. Benissimo. E allora, Bene, alloggiamo allora un attimo il naso perché i nostri qui, ospiti si sono persi. Allora, Sabatina, 2 parole su di te le devo dire per forza, perché sennò nasce nella straordinaria isola della Maddalena ed è autrice di 7 libri di poesia. Questo è il tuo primo libro di narrativa. sì, così pare. Molto interessante, quindi su questo poi faremo tutta una serie di domande. Ma prima di addentrarci nella presentazione nel vivo, no? Io vorrei leggere qualche passo del testo, se tu sei d'accordo puoi leggerlo tu o vuoi che lo legga io, come tu preferisci. Generalmente gli autori preferiscono leggerli da soli i propri testi, però come tu vuoi facciamo, senza Sì, problemi. io ho un blog che si chiama Tableau Vivant e in questo blog ho trasferito delle parti del romanzo come post. Quindi io avrei il desiderio di leggere le parti in cui accenno alla Atwood e Iron perché appunto Olga sognava di essere paragonata o comunque di parlare con queste autrici. Quindi, eppure si deve fare di tutto per migliorare una dignità. Se anche questo volesse dire agire perché gli altri non sbaglino, anche se non si riuscirà di fondo ad educare secondo i propri ideali. Un'educazione segue realizzazioni di modi diversi. Se anche qualcuno riusciva a separare il mondo scritto da quello non scritto, lei non amava per niente il suo lavoro, che nei primi anni le dava grosse soddisfazioni, ma che ora era diventato abbastanza abitudinario. Lei sognava di scrivere, magari, ed essere accostata a nomi di autori come Atwood e Ron. È risaputo che è dura collimare utopia e ordinario, prestigio e potere, ma la signorina Olga non ci dava nessuna certezza, perché lei non sapeva darsi certezze. Al terzo piano della biblioteca si potevano trovare libri di narrativa del Novecento, alcune edizioni tradotte di Calvino, alcuni carteggi, storie, poesia, scienza, architettura. Erano argomenti che si potevano trovare ovunque sui 3 piani. Anche le enciclopedie e la saggistica era sparsa su 3 livelli ed era necessario consultare gli indici della catalogazione. In Origami più volte aveva definito il genere di romanzo che le piaceva, scartando Dostoevskij e Tolstoi, preferiva Austen e le contemporanee come Ernaud e Atwood. Grazie, molto bello. Allora, entriamo nel vivo della nostra presentazione di quest'oggi. La prima cosa che colpisce
no? Quando si parte, che vedete molto bello questo libro, mi piace moltissimo questo contrasto tra questi due colori, giallo e rosso, colpisce come un bel pugno nell'occhio, no? E quindi non sarà una scelta casuale sicuramente, ma il titolo, Origami, perché questo titolo? E magari se puoi spiegare, non so se tutti sapete che cosa sono gli origami, puoi spiegare anche cosa sì. sono e perché hai scelto questo titolo per il libro? Allora, sì, Origami perché? Origami è un titolo che mi è stato suggerito da un libro che ho letto che si intitola appunto, che ha riportato il titolo Il cigno nero di questo autore Nassim Nicholas Taleb, che dimentico sempre il nome. Era un libro di economia, perché nel 2013 mi trovai a scrivere un libro di poesia dal titolo Tango per cigni neri. Quindi comprai tutti questi libri che avevano a che fare con il rapporto della società con l'economia, anche con l'editoria, e questo libro portava appunto il disegno di questo origami sulla copertina. Da quel momento, dal 2013, io mi ero prefigurata che il tema dell'origami era abbastanza affascinante per me, era coinvolgente, quindi in effetti poi dopo la formulazione di questa ipotesi ho trovato diverse persone che mi dicevano che effettivamente lavorare con gli origami è un'arte bella che coinvolge, che tende all'immaginazione ma anche alla fantasia, quindi il tema dell'origami era una possibilità di poter attraversare questo tema negli anni per creare un ponte verso quello di cui mi occupo, perché io mi occupo di poesia, di critica, di narrativa, quindi e mi occupo soprattutto dei poeti del Novecento, quindi mi serviva questo ponte verso la critica dominante. Che è fatta da critici che negli anni ho studiato e ho letto. E appunto questo romanzo porta in un certo modo, e dico sempre in un certo modo, porta il retaggio di questa tradizione che però tende comunque a diventare sempre più evanescente, trasparente per un mondo molto più legato al giornalismo come è il mondo del romanzo di cui parliamo. Io non mi occupo di italianistica, di germanistica, non mi occupo di Dante, quello che io faccio è scrivere poesie, sto scrivendo dei saggi e faccio delle critiche, delle recensioni, quindi questo è quello di cui mi occupo. Generalmente non parlo del mio romanzo, però ne parlo tramite internet. Adesso sto prendendo un po' la mano nel cominciare a parlare pubblicamente del romanzo, quindi questo romanzo è un romanzo dai temi abbastanza impegnati. Mi dicono sempre che parlo molto del romanzo e che alle presentazioni non si parla di romanzi, però io credo che è necessario comunque dire qualcosa su un romanzo che sembra già provocatorio dalla copertina, perché è una farfalla rossa. In effetti questo romanzo è nato molto prima di tempi sospetti, è nato nel 2020, era chiuso, completo, quindi gli editori avevano già il romanzo, quindi la copertina è venuta successivamente. Io pensavo a un'ipotesi di copertina, ne parlavo con l'editore, ma poi ho avuto dei segni, uno dei miei segni poetici, dei segni metafisici e quindi probabilmente poco istituzionali, però mi sono sentita di inserire questa copertina nel romanzo. Grazie, che poi è una bella copertina, tra l'altro c'è tutto un simbolismo sulla farfalla, che è trasformazione, e quindi è sempre legato alla rinascita. Mentre parlavi mi veniva questa immagine legata agli origami, non so se voi sapete, ma a Hiroshima c'è un museo di tutte le brutture a seguito della seconda guerra mondiale, lo scoppio della bomba, eccetera, e ognuno che va lì porta appunto un origami per commemorare le persone, insomma, le vittime di quell'avvenimento. Un attimo che preciso questa cosa. Allora, nel libro
c'è anche il riferimento a Sadako Sasaki, che è appunto un riferimento attuale. Questa bambina è rimasta vittima delle radiazioni, quindi lei in ospedale occupava il tempo a fare degli origami. C'è da dire che questa storia è presa da una leggenda, da un libro, però effettivamente la ragazza è esistita, quindi sì, era anche un monito a quello che sta accadendo con la guerra e quello che comunque stiamo vedendo. Io non mi aspettavo che il libro fosse sincronico a questo effetto, però lo è stato e quindi anche in questo c'è un richiamo attuale, ma non solo in questo. Il libro è pieno di richiami che hanno a che fare comunque col mondo sociale, politico, e quindi è stato anche un'occasione per convogliare tutto quello che era il mio interesse, quello che mi ha interessato fino ad ora, e appunto poterne parlare anche attraverso la narrativa. E infatti, voglio chiederti, perché è curioso e anche difficile, credo, il passaggio dalla poesia alla narrativa, perché sono linguaggi differenti. Come hai affrontato questo passaggio? Perché è stato difficile? Se hai avuto delle difficoltà, se ce le puoi raccontare? Perché è interessante questa cosa della... Dopo 7 libri di poesia, libri di narrativa, quindi un po'. Allora, io vengo dalla poesia, questo che cosa vuol dire? Che prima di approcciare al romanzo io ho scritto dei libri di poesia. La poesia, come si può ben immaginare, viene da dei lampi di illuminazione, quindi viene dalle epifanie o comunque dai momenti che non sono veri e propri momenti epifanici. Quindi la poesia tende, quando non è poesia sperimentale, a cristallizzare eventi, fatti, occasioni. Nel romanzo invece si è possibile descrivere la natura più sociale, quindi c'è la possibilità di raccontare, di trasformare un vissuto e di renderlo appunto collettivo, in un certo qual modo. Evito in un certo qual modo cosmico. Quindi sì, in effetti la poesia non ha le stesse potenzialità del romanzo. Io ho trovato il romanzo un esperimento molto più capace di raccontare le vite collettive rispetto alle vite personali. Probabilmente la poesia resta sempre qualcosa che tende al lirico. E anche nelle fasi sperimentali la poesia è sempre l'occhio dell'osservatore, diversamente da quello che può fare il romanzo, perché il romanzo è più un'operazione collettiva, quello che riesce a provare più di una persona insieme. Quindi il romanzo secondo me ha delle aspettative maggiori rispetto alla poesia, anche se la poesia chiede uno stato di grazia, di sensibilità particolare, anche di studio della tradizione, perché non tutti possono capire la poesia. Chiaramente se parliamo di Montale, di Saba, di Sereni, di Caproni, a una persona che non ha mai sentito parlare, è molto difficile che quella persona possa capire un enjambment, una litterazione, un'anafora, quindi è un linguaggio tecnico, mentre la narrativa è molto più vicina al popolare, al popolo, quindi diversi scrittori riescono a fare un tipo di poesia con la narrativa, quindi ad avvicinarsi molto più ai cuori delle persone, della gente. Questo romanzo non presuppone di essere un romanzo, tra virgolette, popolare, però è un romanzo che è vicino a molti perché non ho utilizzato uno stile complesso, non in dei punti. Sì, può essere considerato un romanzo con dei nodi da sviscerare, un romanzo che chiede un pubblico colto, però resta comunque una lettura piacevole. Le parti sfondate, le parti complesse che ci sono delle parti, diciamo, ecco, abbastanza anche impegnative, perché si vede che l'autrice è sicuramente colta, fortunatamente siamo contenti di questo, è un'autrice che legge, perché non tutti gli autori leggono, questo chi è in sala, che pratica e nel mondo appunto della scrittura lo sa.
da tempo. Quello che dici è molto bello secondo me, perché la narrativa parte un po' dalla fiaba, no? Se tu pensi alla fiaba, alle favole che sono servono appunto per raccontare delle fasi, no? Ai popoli, alle persone, e quindi sono rivolte verso l'esterno. Mi sembra un po' come se la poesia fosse un po' più rivolta verso l'interno, non sempre così chiaramente, però ovviamente per renderlo in maniera più semplice il discorso, che invece è molto complesso, mentre la narrativa forse è rivolta un po' più all'esterno, vuole lanciare dei messaggi più immediati, con anche una morale, naturalmente un insegnamento. Ecco perché nei romanzi ci sono sempre delle figure particolari, quindi i personaggi, i luoghi, no? Quindi, per esempio nel tuo origami ci sono dei topoi particolari, c'è la biblioteca, la soffitta, sono tutti luoghi un po' caverne. C'è un motivo per questo? Sì, ho avuto modo di parlare anche con un'amica che è specializzata in psicologia, abbiamo analizzato anche il tema della biblioteca come ritorno, rifugio, sia un ambiente, se vogliamo, che tende più all'orfico, ma anche all'infantile. Però in origami tutto questo è traslato, è allegorico, perché la biblioteca è il primo luogo della scoperta della conoscenza come strumento. In questo senso possiamo dire che c'è un po' di Protagora in Olga. Lei scopre questo fuoco della conoscenza all'interno della soffitta dei nonni, perché appunto sono i nonni che la educano, che la crescono, perché lei perde i genitori molto giovane, a 6 anni. Quindi lei si rifugia in questa soffitta dei nonni a fare degli origami. Suo nonno materno la spinge a creare degli origami che tendono ad essere il simbolo dei suoi sogni. Quindi lei cresce in questo ambiente iperculturale, anche aristocratico, non è un ambiente popolare, non è un ambiente borghese. Il romanzo non si presuppone di essere il simbolo di una rivoluzione sociale, bensì un romanzo ambientato tra persone che hanno delle possibilità economiche, che non sono persone povere. Il senso del romanzo non è appunto un senso drammatico, ma è una finestra su dei fatti sociali. Chiaramente, quindi tutti questi luoghi, anche Itac, Itac che è scritto Itaque, che io però prima lei, nominavo Itaque, lei però è interessante questa cosa. Itaca è poi un luogo particolare, il luogo del ritorno. sì, un certo qual modo il mio intercalare del secolo. Allora, sì, in effetti Itac è questo luogo dove è ambientato il romanzo. Io avevo necessità di trovare una città ideale che comprendesse tutto quello che io volevo dire. E per fare questo mi sono detta che dovevo creare un romanzo utopico come primo romanzo, quindi ho creato Itac, la realtà di Itac, che appunto riuscisse a inglobare e a trattenere in sé tutti quelli che erano i miei sfoghi, le esigenze di quello che volevo dire. Per questo non ho parlato di una città d'Italia, una città del mondo in particolare, perché appunto Itac è un modello utopico. In questo modello utopico regna la cultura, e la cultura è l'informazione ad essere uno dei protagonisti simbolici, allegorici all'interno del romanzo, e anche se i riferimenti sono concreti, perché vicino alla biblioteca di Itac si trova la laguna, si trovano i campi verdi, c'è proprio l'orfanotrofio, quelli che oggi sono le case famiglia, e
c'è tutta la mappa, la struttura della città, quindi io proprio ne ho creato la mappa, ne ho disegnato i contorni, i confini, poi c'è un fiume, c'è un lago, quindi la cartografia non è immaginaria, ma è reale, anche se non può essere identificabile con una città concreta, perché appunto viene ad essere un romanzo utopico. Bene. Allora, vogliamo ascoltare un altro po' della penna di... Ok, un altro passo. Io Ma, Io avevo portato, anche se si dovrebbe leggere dal libro, io avevo portato un passo di Gustavo, dove descrivo Gustavo. Gustavo sarebbe l'uomo che poi sposerà la signorina Olga, no? Perché la signorina Olga, noi non abbiamo ancora raccontato, non abbiamo detto niente il libro, perché è fatto tutto apposta naturalmente, così loro si incuriosiscono. Infatti nella prima fila qui c'è grande curiosità, ma non vi preoccupate perché ci sarà anche il vostro momento per le domande. Però la protagonista è questa Olga, la signorina Olga, che sposerà questo Gustavo Miso, che è un uomo invece facoltoso, un editore, quindi proprio il sogno di ogni attrice. Un editore e giornalista. Sì, in effetti in Gustavo io ho celato delle parti delle mie perversioni. E sì, Gustavo quindi viene ad essere, Olga non ama solo Gustavo all'interno del romanzo, lei ama nel corso della sua vita diversi uomini, come un filosofo, Jeremy, come un amante immaginario che lei ha, che si chiama Emilio, e poi sposa Gustavo. Gustavo quindi deve essere tutto quello che potrebbe essere l'uomo, quindi quando l'uomo chiama la donna risponde e si crea la magia. In effetti cosa fa Gustavo? Gustavo tiene conto di quello che è il cuore di Olga e c'è un dialogo costante, quotidiano, fatto anche di una materia profonda, nutritiva, che è una materia vera e che chiede la continuità, perché se si interrompe la continuità, questo poi viene a sfaldare tutto quello che si è costruito nel corso degli anni. Quindi ad un certo punto della vicenda è importante continuare. Se questo vuol dire scegliere, è importante continuare perché altrimenti tutto si inabissa, tutto diventa buio e non si può ragionare intorno a un futuro costruttivo. E Gustavo in questo è il vero capolavoro di Olga, il vero capolavoro collettivo di tutti e dà un potere salvifico alla sua operazione, la sua figura è una figura salvifica che tutti sanno essere salvifica, perché senza Gustavo non c'è possibilità di una riscoperta della sua natura in Olga e non c'è la possibilità di un coinvolgimento da parte di tutti in questa città, Itac, che appunto è una città immaginaria, ma è la città vissuta da tutti anche a livello emotivo. Quindi è molto importante la figura di Gustavo e viene ad essere centrale. Mi rendo conto che Gustavo quindi potrebbe sentirsi carico di responsabilità, ma lui è nato per avere questa responsabilità, è nato con dei lampi di illuminazione, a tal punto che io mi chiedo se è probabilmente Gustavo ad aver creato tutti gli altri uomini e non tutti gli altri uomini che sono stati dei corollari di Gustavo. Io credo che sia proprio Gustavo ad aver fatto questa grossa architettura proprio per raggiungere uno scopo che è lo scopo di portare avanti gli attraversamenti, di mandare avanti la letteratura, in quanto la letteratura è specchio della società. Quindi non può tornare indietro, la letteratura deve trovare un modo per andare avanti. Allora, la signora Miso usciva però... La signora Miso perché si sono sposati intanto? Sì, si sono sposati e poi il romanzo ha dei riferimenti erotici, quindi non è
è un romanzo che ha diversi riferimenti come esistono nella vita. Quindi la signora Miso usciva dalle camere della notte nella sua solita vestaglia di raso, scendendo gli scalini con grazia e si inebriava dell'odore dei cornetti appena sfornati. Così il marito, prima di apparecchiare, la sdraiava piano sul tavolo, toccandola con le dita delicatamente la bocca della vagina. Quando si rendeva conto che la moglie era vicina ad un orgasmo, le passava le mani spingendole sul corpo minuto, fino a togliere la biancheria intima. La penetrava così sul tavolo, baciandole i seni, in modo irrequieto. Lei a volte era silenziosa, altre non riusciva a trattenere i gemiti. Si stringeva nelle labbra in un orgasmo contorto, che se ne seguiva un altro, mentre lui la abbracciava e veniva fiero e disinvolto, avvolto da una grazia sinuosa, ardente e divina. I due danzavano, non avevano difficoltà di coordinamento. Era abituata ad abbandonare col marito ogni tipo di inibizione, perché l'editore era un uomo goloso, ma riversava sulla moglie tutte le sue voglie. Il sesso a quei livelli li rendeva migliori, anche quando negli anni subentrava una certa monotonia. Era lei che lo seduceva tornando da lavoro, si faceva trovare quasi nuda vicino alla lampada verde. Allora Gustavo capiva che voleva essere presa e togliendosi velocemente il cappotto, appoggiando le chiavi della macchina sul tavolo, spostava l'enorme bilancia che stava vicino al divano e l'altra enorme lampada arancione, così cominciava a baciarla e riscaldarla. Allora, chiaramente questa è una delle parti più erotiche del romanzo. Mi hanno insegnato a scrivere romanzi per adulti, quindi ho provato a scrivere romanzi per adulti anche perché la parola, che cos'è? La parola è un mezzo di trasporto, di passione, quando non è messa nelle mani degli editor. Io chiaramente nel mio futuro proietto di diventare una editor, di lavorare presso una scuola di scrittura, però ci sono editor e editor, così come ci sono scrittori e scrittori, ci sono anche editor che confezionano romanzi e questo non è molto lecito, anche se la vita non è fatta del dualismo lecito e illecito, così come altri tipi di dualismi. Chiaramente ci troviamo di fronte alla molteplicità, alla vastità delle personalità, quindi non tutti la pensano come noi. Quindi sì, per quanto riguarda invece lo stile e la lingua, io non parlo molte lingue, parlo discretamente il francese e l'inglese, quindi se potessi definire una lingua per questo romanzo sarebbe la lingua francese. È vero, perché sembra è così, è vero, sembra una... Mentre lo leggevo, immaginavo scene di un ipotetico, non so, anche un cortometraggio, non so, vedevo. Adesso devo farti la domanda piccante, perché cioè, è una domanda che si fa sempre. Purtroppo gli autori e sul personaggio principale bisogna... Però Olga, che è la protagonista, quanto c'è di Olga in Sabatina e quanto c'è di Sabatina in Olga? Perché come nasce? E poi voglio anche farti una cosa che mi interessa. Come nasce un personaggio? Cioè tu lo vedi, si materializza davanti a te? Perché per esempio io nel mio caso specifico, quando ho scritto, i miei personaggi si sono materializzati, cioè acquisiscono poi una vita propria. Tu cominci, gli dai un input, poi il personaggio cambia, diventa autonomo. Volevo sapere se anche per te era così. Poi, altra domanda, mi sono 3 domande in una: quanto c'è di Gustavo in Sabatina e quanto c'è di Sabatina in Gustavo? Allora, sono domande un po' complesse, cerco di rispondere quanto meglio. La ricerca dei personaggi è una vera e propria ricerca, quindi sì, al di là dell'aspetto che ci siano diversi tipi di ricerca. C'è un primo tipo di ricerca che viene attraverso la parola, quindi nel caso anche della critica attraverso la tradizione. Un secondo caso di ricerca che viene attraverso le immagini. Quindi oggi si
si fa un gran parlare delle immagini su Instagram, su Facebook, nascono addirittura dei libri. Io per esempio non sopporto, non mi piacciono i libri, amando la carta, mi piacciono i libri tonsi, sono veramente assurdi perché io li taglio anche con la penna, quindi hanno creato questi libri tonsi che io non comprerei, non ho mai comprato. Mi hanno mandato, un'editrice mi ha mandato 2 libri tanti anni fa, in tempi non sospetti, io ho buttato quei libri, li tenevo sulla libreria per pochi anni, li ho tenuti per qualche anno, poi li ho buttati. Allora, questo per dire che cosa? Che nel mio gusto io non apprezzo l'uso delle immagini che debba diventare letteratura, perché ora è fatta la tradizione degli archivi, quindi è la tradizione della parola, questa è letteratura. Il motivo di letteratura è il divario penso che quella che ha a che fare proprio con gli archivi. Io non ho visitato delle biblioteche per scrivere questo romanzo, ma ho visitato delle biblioteche virtuali. Quindi questo romanzo nasce da una ricerca, se vogliamo, fatta in degli archivi che sono archivi virtuali, perché io prima di scrivere il romanzo mi sono ampiamente documentata su tutta la letteratura che aveva delle biblioteche o delle scrittrici che abbiano fatto riferimento alle biblioteche. Quindi già in questo vediamo che la mia ispirazione era mossa da uno sguardo critico, dall'occhio della critica. Però non è un romanzo scritto puramente di critica. Attaccata alla corrente. Quindi si è spento? No, però bisogna... Ok. Sta collegando? Allora, sì, quindi la prima ricerca è quella della critica, anche se ripeto, non è un libro organizzato. Controlla un attimo se sta girando su YouTube perché mi hanno fatto il dubbio, perché poi mi dicono che non avevano un documento della diretta della registrazione, perché io mi devo occupare anche della tecnica. Sogno il giorno in cui tutto verrà da sé e qualcun altro penserà a questo per me. Arriverà questo giorno? No, devi guardare qua. Ah, questo? Sì, ok, chiudiamo. Ecco. Io sogno il giorno, io come Olga, io ho degli aspetti di Olga, ma non solo di Olga. C'è anche Ada, che è anche un personaggio che mi sta molto a cuore. Quando penso ad Ada, penso sempre a Mozart. Devi dire altro. Penso sempre a Mozart. Adesso sto entrando in questo sistema di coinvolgimento delle mie sinestesie, delle mie sensazioni nuovo, dove ecco anche tutte quelle fotografie che sono più urbane, tutte quelle fotografie che prima avevano un sistema di immaginazioni complesse da cui derivavano varie ekphrasis, quindi le ekphrasis non sono solamente quelle che riportano nei racconti, le ekphrasis e anche quelle che venivano nelle percezioni. Ecco, tutto quel sistema di riferimento non ha più senso. Adesso sono ritornata piacevolmente a tutto quello che è la vibrazione, la passione, anche io la chiamo azione distensiva. Quando il romanzo si stende e non pensa più alle psicosi, alle preoccupazioni sociali, non pensa più che tutto debba avvenire secondo il suo controllo. Ecco, questo tipo di romanzo che io sto riscoprendo dal principio è un romanzo che mi piace, che è un romanzo che riprende proprio tutto quello che c'è di più bello nella vita, gli attimi più belli, anche i tramonti, anche le albe, anche le fortezze, i luoghi del cuore, i luoghi che hanno inciso, che hanno significato qualcosa. Spesso in passato, quando ho visitato
un luogo, avevo sempre la Sensucht, quella sensazione di nostalgia di qualcosa che non ho mai vissuto. E è una sensazione romantica, però è una sensazione anche vibrante che ti fa vibrare. Io l'avevo persa. E in questo c'è anche, non solo i poeti sono così, è un tipo di vita, è un modo per vivere, è un modo per vivere secondo me migliore a livello vibrazionale, ma anche a livello proprio di pensiero. La vera poesia è un'attitudine dell'anima. Non a caso poeta viene da creare, quindi tu crei ex novo. Secondo me il poeta può essere anche uno che non scrive poesie, quindi su questo sono d'accordo. Quindi Gustavo, un pochino di Gustavo c'è in te, secondo me, perché Gustavo è un sole. Io almeno l'ho immaginato come un sole con questi raggi che tocca tutti, con diciamo, le situazioni benefiche, uno che aiuta, insomma, uno che crea, uno che crea anche lavoro, tra l'altro, perché con la casa editrice, quindi tu un po', secondo me, sei come Gustavo. C'è una parte lunare e una parte solare. È la luna che tende al sole, la luna che tende al sole, però è anche al di là di queste che possono intendersi come banalità, ma sono segni che si danno all'universo, poi l'universo risponde. Gustavo non è l'unico uomo nel romanzo, gli uomini sono caratterizzati come psicologia anche in Emilio, anche in Jeremy. Ecco, Emilio è un orologiaio ed è l'amante di Olga. Lei ama Gustavo, però ha anche un amante, perché Olga appunto tende a dire la verità su tutto. Lei preferisce che con un uomo si abbia un rapporto vero, non un rapporto fatto di fascinazioni finte, ma un rapporto concreto, reale, giorno dopo giorno, che va costruendosi, anche perché da questo rapporto poi la collettività assorbe, si fa spugna, quindi diventano un modo per ispirare gli altri, per ispirare un gioco di anime, di colori. Ecco, c'era Goethe, che lui scrive La teoria dei colori, un libro molto bello, però si fa risalire diciamo, al periodo romantico, al romanticismo. Però ecco, anche i colori, così come le emozioni, hanno una filosofia, come anche le note musicali. C'era Kandinsky, che era un sinesteta, e lui riusciva a concepire la musica, il colore, la pittura e la poesia stessa, un tutt'uno. Infatti in questo meraviglioso suo libro, Punto, linea e superficie, lui indaga la linea proprio come un modo non solo per trovare un orizzonte filosofico di pensiero e anche di coordinamento delle strutture mentali, ma la linea viene a diventare il limite, il contorno di tutto. Quindi lui, che era appunto era un musicista, lui vedeva anche le opere musicali dei grandi musicisti, li leggeva come se fosse pittura, come se fossero segni. Quindi è possibile, secondo me, tra le arti umanistiche trovare un'identità che tende non a sommare delle parti in modo caotico e confusionario, per cui non si fa ordine in un pensiero mentale, ma un'identità che ha a che fare, che tende sempre più alla fantasia. Ecco, io perché non apprezzo molto Orlando, io ho parlato male di Orlando perché Orlando, un po' come Freud, tendono a vedere tutto col freudismo, tendono a vedere tutto così unito, nel senso che niente è effettivamente tendente all'aspetto anche più creativo, immaginativo, legato alla fantasia, alle ispirazioni, quelle del desiderio, inteso come desiderio dello spirito, quello a cui possiamo rifarci anche con Goethe. Questo è il discorso che non avevo preparato, mi sta venendo al momento. Proprio dal potere enfatico di quelle fotografie dei tramonti che mi sono venute in mente. E in questo tipo di discorso poi io, visto che sto influenzando tutti quanti, quelli non accademici,
stanno effettivamente pensando che è possibile trovare anche dei riferimenti altri ad Orlando. Lo stesso Nabokov pensava che Freud o che altri sono un po' morbosi, annoiano, perché lui non considerava per nulla Freud, non amava Freud. Jungiana io. E quindi sì, poi ci sentiamo, grazie. E in effetti sì, dal potere di queste fotografie, queste immagini, si ha un potenziale cosmico molto potente, molto efficace, anche perché una cosa che ho tralasciato di dire è che Gustavo, con Origami in Gustavo non si parla di arte né di storia dell'arte, quindi non si fa riferimento all'arte. Con Gustavo non ho scritto un romanzo che parla d'arte, però ecco, mi sarebbe piaciuto delineare questo dettaglio in Gustavo del suo amore per l'arte. Non l'ho fatto, peccato, potrei provarci magari in un altro romanzo, non lo so. Perché no? Comunque, quanto allo stile, no? Voi la sentite, l'autrice come parla, linguaggio forbito, molto corto, con citazioni, riferimenti ad autori, Quando non dico l'intercalare, quando ho usato quell'intercalare, mi riguardo e con sguardo lucido dico no, sono riuscito a questo intercalare. No, va benissimo. Però il libro ha un linguaggio molto immediato, cioè semplice, nel senso che voi la sentite parlare così, cioè, oh, ma sarà complicatissimo questo libro da leggere, invece no, è molto scorrevole. Io l'ho letto praticamente in una serata, l'ho letto in un giorno, anche perché poi il libro ti prende e quindi ovviamente vai avanti e non riesci più a smettere. Mi interessa il concetto, Sabatina, perché il libro racconta una storia, però ovviamente ad occhio attento, come sapete, ogni libro ha varie letture, c'è una lettura superficiale, poi ci sono la lettura secondaria, la lettura del sono vari strati, un po' come gli strati della realtà. Il concetto del tempo per te, no? Anche perché è un libro contemporaneo che dà anche degli spunti di riflessione per le opportunità, il lavoro, la condizione della donna, questa signorina Olga che poi diventa signora Miso, insomma, che è una donna indipendente, autonoma, un po' spregiudicata, è un personaggio interessante, quindi il concetto del tempo in questo momento storico e poi magari mi fa piacere, al di là del romanzo, sapere il tuo concetto del tempo, cioè che cos'è il tempo per te. Allora sì, il concetto del tempo muove tanta filosofia, muove tanta storia della letteratura e tanta poesia. Io banalmente direi che per me non è possibile, ecco, non voglio citare Barthes, per me non è possibile avere distanza dall'oggetto. Com'è possibile avere distanza dall'oggetto? Si muore? Si vive senza trasporto, è una realtà sublimata, tu vivi in un universo parallelo dove non puoi mai concretizzare la tua forma di pensiero. Io non sono convinta, ecco, questa è un'altra cosa di cui non sono convinta, come non sono convinta di Orlando, non sono convinta della distanza dall'oggetto. Se io provo desiderio verso una persona, io lo esplico, sono sincera, così come se uscissimo insieme e quindi io ho desiderio di un gelato, lo dico, e mangio quel gelato. Non credo che la letteratura stia nel desiderio di mangiare un gelato che non potrai mai mangiare. In questo senso il tempo è un tempo che va vissuto, non va anelato, perché non vogliamo citare Proust, ma sarei più vicina ai nuovi modi per intendere il tempo, quindi alle nuove filosofie, quelle post-Derrida. Quindi il tempo viene ad essere la lettura di una traccia, anche se la traccia che io voglio segnare è una traccia che ha a che fare con il buongiorno e il buonanotte, molto banalmente, la traccia del tempo. Non credo ci sia la possibilità di avere distanza verso l'oggetto. Non credo nella possibilità delle distanze. Non credo che la distanza dall'oggetto generi forze cosmiche che cambiano le vite. Tendo ad essere più dettagliata. Si è convinti che le autrici, le giovani autrici, quanto più restano distanti e sublimano verso un oggetto di desiderio,
tanto più riescono a ricevere da quest'onda di rifrazione. Questa è una teoria, secondo me, bislacca, inutile, perché nella vita, se io provo desiderio verso un uomo, perché lo devo reprimere? Quando ero ragazza, io ho passato gli anni del liceo a reprimere i miei desideri, e questo è stato un grosso errore. Grosso errore, perché i desideri bisogna che siano desideri maturi, che si trasformino, perché i desideri possono essere qualcosa di estremamente positivo, un motore sociale, un motore della fantasia, quindi io non sono convinta della distanza dall'oggetto. Poi per quanto riguarda il fatto se la scrittura è passione o logica, banalmente, se la scrittura la si vive come una passione, quindi la passione proprio nel vocabolo, no? Proprio il trascinamento, si prova passione quando si è trascinati verso qualcosa, quindi io sono appassionata di quella persona perché quella persona tende a trascinarmi. Però posso essere anche attiva nella passione perché quella passione sì, mi trascina, mi coinvolge, anche mi umilia in certi punti, sembra che mi danneggi, mi scava dentro, però posso essere anche attiva perché io vado incontro a quella sorgente, vado incontro all'oggetto del desiderio e quindi tendo a crescere. Quando questo avviene nella società, secondo me un'operazione che porta del bene può portare del bene, anche se le dinamiche tra gli uomini sono dinamiche di forze, quindi è necessario imporsi e costruire delle passioni che talvolta sono passioni false. Io non ho mai costruito passioni false. Non mi piacciono le passioni false. Sei appassionata, ma non abbiamo detto che questo libro è stato selezionato a 2 premi, premio Strega e premio Campiello, o sbaglio? No, il premio Campiello non è stato selezionato, lo si sa domani. Domani. Io non lo so, io ho partecipato al premio Campiello. Non so se hai partecipato? Ok. Allora hai partecipato, una notizia. Il premio, no, Strega, sì. no, io ho sempre detto alle mie amiche così. Io nella vita ho sempre desiderato partecipare a 2 premi. Bello, sì. Quindi al premio Strega e al premio Campiello. Non ho mai pensato ad altri premi. Chiaramente nella dinamica delle scrittrici o della scrittrice i premi ne sono tanti, ci sono addirittura persone che fanno i record per i premi, cioè 7-8 premi che vincono, cioè la stessa persona vince tutti questi premi. Io la credo un'assurdità. Io ho sempre detto sia agli editori a cui avevo mandato già il libro nel 2020 che avrei voluto partecipare a questi 2 premi, al premio Strega e al premio Campiello. Tant'è vero che il mio libro ad Adelphi, perché nel 2020 io ho cominciato con la lettura di questo libro di Calasso, Come ordinare una biblioteca. E da lì si è consolidata l'immagine della biblioteca. Io avevo mandato questo libro anche ad Adelphi, però avevo detto, ma perdonatemi, io vorrei partecipare al premio Strega. Vorrei, però questo è un aspetto, no, perché all'epoca non si poteva partecipare. Però è un aspetto bello, perché vuol dire che credi nei tuoi sogni. No, io avevo solo questi 2 sogni. Speriamo che vengano realizzati. Avevo solo questi 2 sogni. È bella questa cosa, no? Gli altri premi, credimi, io ho visto che poi esistevano questi altri premi. Però non è che mi sono tirata i capelli, mi sono impegnata, mi sono... no, non provo attaccamenti. Poi, chiaramente, di ogni premio, ma ce ne sono veramente 8, premi che nascono dal nulla, vabbè, però dei premi, quelli là soliti, io non avevo studiato le giurie, non avevo studiato nulla, ma anche del premio Strega non sapevo nulla. Io ho letto La polveriera di Petrocchi. Ma è così, dovrebbero fare tutti. Io ho letto La polveriera di Petrocchi e mi sono interessata, non sapevo nulla. A differenza di quando si pensa, io non ho nessuno, anche se io ho frequentato queste persone, non è che loro sono amiche, in tal senso,
i rapporti là sono falsati, non si dice tutto per arrivare allo scopo. Quindi non è che qualcuno mi abbia detto guarda funziona così, così, così. No, l'ho fatto tutto da sola. No, però poiché sei determinata, Sì, sono determinata. certo, speriamo bene, sono Sì, contenta. perché anche perché Stefano Petrocchi mi disse guarda, mi spiegò come funzionava perché io non avevo capito. E funziona che gli amici della domenica ti selezionano, un amico della domenica ti seleziona in base anche ai suoi gusti. Quindi si parla molto da prima, se una persona magari conosce che è uscito un libro e che è appassionante ed ha un legame affettivo con quella persona, si presenta. Io sono stata presentata da una persona a cui poi devo tanto, Renato Pesana, che mi ha molto emozionata, ne ho parlato anche nell'altra diretta, perché senza di lui io non avrei avuto molle, non avrei avuto modo proprio di respirare. Lui ha creduto in me, veramente ha fatto tanto per me e lo ringrazierò sempre. Bene, e allora, grazie, un bel applauso per la nostra autrice che è coraggiosa, è importante. Allora, noi ci avviamo verso la conclusione perché insomma abbiamo un po' scandagliato, speriamo di avervi dato un po' di curiosità, di sollecitazioni. Se ci sono domande naturalmente da parte del pubblico, qui abbiamo la nostra autrice in... Se ci sono domande, osservazioni, curiosità, potete dire tutto perché lei è coraggiosa, quindi non si... Sono coraggiosa, ma ultimamente utilizzo questo intercalare. Mi è venuto un intercalare che non ci sapevo. abbiamo fatto proprio caso. No, ci ho fatto io caso in un certo qual modo. Allora, mi è venuto questo intercalare a Roma, mi è venuto un intercalare. Non so come toglierlo, non so se a voi è mai capitato, ma non si è sentito. Se no io non l'ho fatto più. La ringrazio. Guardi, io non mi è mai capitato, io ho sempre parlato contro coloro che fanno una vita pubblica e quindi non sanno esprimersi pubblicamente. Ho dato anche una lista di libri. E ci sono persone che chiosano, d'accordo? Le peggio cose, cioè allora, tu sei ormai famoso, vieni da un percorso famoso, cioè evitiamo. Oppure altri tipi di chiose che io non apprezzo. Cioè no, sì, parlare. E poi per un effetto del karma a me è venuto in un certo qual modo. Mi è venuto in un certo qual modo, in 10 minuti l'ho detto tipo, io vorrei cancellare con tutta me stessa, perché è vero che quando mi riguardo sono analitica verso me stessa, anche in breve appunto alla fase dell'autobiografia e dell'autofiction. Allora, io ho preso del materiale autobiografico da dei diari per scrivere il romanzo. Io avevo intenzione di scrivere questo romanzo. Ho preso tutti i diari che avevo scritto nella mia vita e li avevo accumulati, così come faccio anche con le poesie. Poi ad un certo punto mi sono detta: questo materiale autobiografico deve diventare letteratura. Probabilmente se avessi scritto del materiale autobiografico adesso avrei vinto, sarei arrivata a 200.000 euro, per dire, di quelle cifre che arrivano anche da alcune scrittrici. Però ho evitato di fare questo exploit di materiale autobiografico perché io devo lavorare di letteratura, devo lavorare con la scrittura, voglio lavorare per un giornale, quindi mi sembrava un po' falsata questa operazione, la vedevo un'operazione non tecnica, la valutavo come un'operazione facile, semplicistica. Tutti gli autori parlano di sé in realtà nei libri, questo è vero, quindi hai fatto bene, hai avuto uno spirito di autocritica che è molto importante. Io ho voluto creare una costruzione col vissuto, ma poi se mi io non credo che ci possano essere romanzi che non siano totalmente ispirati dal sé. Dico meglio, anche dei narratori contemporanei che scrivono per il cinema, per la sceneggiatura, mettono comunque un po' di loro, di sé, nei personaggi, ma è evidente. Io spero che questa distinzione tra l'autobiografia come genere e l'autofiction, la finzione in sé, andrà sempre sfumandosi,
Perché secondo me dobbiamo partire dal presupposto che tutti gli scrittori scrivono di sé. Poi chiaramente c'è questa sensazione di estrema mancanza, come di una tensione irrisolta, che io sento questa sensazione. E penso che questa sensazione, un po' come Olga sente Gustavo, penso che questa sensazione non mi è data da definirla come paradigma. È una sensazione che tende probabilmente a una malinconia, qualcosa che è struggente, qualcosa che vuole una profondità, però non è ancora pienamente nella fase della profondità. Io sento questa malinconia. Non so descriverla bene e nemmeno cerco di intitolarla, cerco di attraversarla. Penso che sia una sorta di sensazione di non poter essere con me, ma non spiritualmente, io dico in presenza. E a volte il romanzo è questo. Penso che una persona si metta a scrivere perché le manchi qualcosa. È chiaro, noi scriviamo le liste della spesa perché dobbiamo fare la spesa, ci mancano le cose in casa. È un atto concreto. Quando mi manca qualcosa è un po' come Platone, ci manca sempre qualcosa, l'amore è mancanza. Quindi nel momento in cui mi metto a scrivere io sento questa mancanza. Chiaramente però al di là della mancanza come teoria, come relazione, è possibile creare delle relazioni in cui questa mancanza possa essere colmata, quindi delle relazioni reali, vere e proprie. Quindi possiamo dire che la scrittura salva. Sì, la scrittura salva, la scrittura, ma anche l'amore salva. L'amore per me è il motore che muove tutte le cose, quindi è la forza più potente al mondo. Sì, in effetti se la vita la paragonassimo a un'opera musicale, visto che ultimamente mi sto avvicinando di nuovo alla musica classica, perché prima lo facevo più spesso, è quel preludio non rampante, non allegro. Tipo Cavalleria Rusticana. No, secondo me proprio quel come Frank Sinatra. Come suonata? Non suonata? No, direi no, vabbè, lei ha colto quello che io Io avevo inteso, non lo so, adesso ci ho pensato. dal pubblico ci sono delle riflessioni e delle Ma a osservazioni. parte della cavalleria rusticana, ultimamente sono stata Su questo tema, Salvatino, perché dei cavalli mi è venuta l'immagine. Allora, col tema dei cavalli, a parte che vi posso raccontare 2 episodi carini, proprio perché siamo così a Napoli, giochiamo in casa. Allora, la prima cosa è che esiste una poeta che si chiama Patrizia Cavalli, e sì, io l'ho studiata, però non so come, non credo che questo riguardi lei. Ho fatto una foto in treno dove leggevo uno dei suoi libri, però non credo ci siano dei veri e propri sincronismi con lei perché non l'ho mai incontrata. Però mi è capitato di andare a Chiusi, io non trovavo una casa, non riuscivo a trovare una casa e nella casa in cui stavo mi erano venute delle bolle sul corpo, ho dovuto prendere per tanti giorni il cortisone e sono dovuta stare in tutta Chiusi, non c'era una casa per me. E sono dovuta stare in un albergo, entro nell'albergo, io odio i cavalli, io ho una paura importante dei cavalli, non ci andrei, io mi vedo da lontano, già ho paura dei cavalli. E in questa stanza c'erano dei quadri con 4 cavalli fanti, perché ovviamente a Siena, in provincia col Palio, c'è una vera e propria sì, c'è un culto del cavallo in sé. E ultimamente, per quanto riguarda questi cavalli, sono stata alla mostra, quindi voi che siete napoletani ci potete andare, come ci sono andata io, la mostra alle Gallerie d'Italia a Via Toledo, molto bella, allestita male nel primo piano perché le persone giravano con le torce, anche per leggere le didascalie dei quadri, l'ho fatto presente,
anche i pannelli penso che l'abbiano modificati, quindi hanno apportato delle modifiche. E c'è un quadro di Manet col cavallo, con un uomo a cavallo, Manet, estremamente affascinante, un quadro importante. Penso che era un 3 metri per 2. La persecuzione del cavallo. Ma Questo è un altro titolo di un libro. no, vabbè, io i quadri, poi quando vado alle mostre, i quadri dentro di me hanno più effetto delle fotografie. I quadri hanno più effetto delle fotografie. E un quadro meraviglioso, quello poi Manet, la pennellata di Manet è qualcosa di straordinario. Ecco, se avessi un capolavoro, penso che sarebbe giusto ispirare tutti questi aspetti più penetranti della personalità, quindi è calzante il riferimento che hai fatto alla cavalleria rusticana, forse freudiano, però è giusto fare anche di questi riferimenti, perché è chiaro, qua si parla anche del fatto di essere attivi o passivi. Penso che essere attivi è più tendente al vero. Sì, è più tendente alla risposta reale che quella che si potrebbe invece pensare. C'è un vulcano, c'è un vulcano di passione dietro tutta questa costruzione. Bene, va bene. Allora, io direi che abbiamo un po' sviscerato, non del tutto, perché Sabatina è un'autrice molto particolare. Faccio passo per chiudere, no? Non lo so. Penso che non dici so, voi? quanto siamo arrivati? Di tempo? Un'ora e mezza? Allora siamo, Quindi sì, abbiamo un po' sforato con i tempi, però abbiamo i libri, quindi possono essere acquistati e magari potrete eventualmente parlare direttamente con Sabatina di impressioni e osservazioni in merito a questo testo. Io ringrazio voi che ci avete ascoltato, ringrazio chi ci ha seguito dal web. Grazie, perdonate che non sono riuscita a fare la diretta su Facebook, spero che si sia vista, no? Sta registrando? Sì. Va bene, non lo so, Ringraziamo la libreria anche che ci ha l'editore che ha mandato i libri, la libreria. Spero che faremo presto delle altre presentazioni e spero che questa discussione sul romanzo ci abbia distesi per una sera più serena, più ispirata, più alla cavalleria rusticana, se vogliamo. La cultura, questo serve per rendere tutto un po' più bello. Grazie a te Sabatina per l'emozione che ci hai trasmesso e buonasera a tutti. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.